Tu eri dilettante, sei stato prima novizio e dopo dilettante. Fino a che età sei stato dilettante? Appena per passare, ho vinto il torneo, Hai vinto il campionato regionale dei novizi. dei novizi. E sono passato dilettante, di terza serie, dopo i vittorie che facevi, passavi in seconda serie e prima serie. Dopo prima serie passi professionista. Sei passato professionista nel 63? 65. Ah, nel 65? 65 sono stato. 7 anni? Sì. Diciamo. Sì. Hai detto tu che hai cominciato Sì. appena aperto il palazzetto dello sport? Sì, io ho aperto nel 58. Quindi. No, ma quello che volevo dire, eri dilettante, e come mangiavi per vivere? Il dilettante non ti dava i soldi, dovevi lavorare? Vai a casa, vai a qualche bistecca, mangiare qualcosa prima di tirare. A casa mia, Sì, cioè... sempre conosci la famiglia mia, te conosci. Mi ricordo bene che... non era tanto da viaggiare, se mangiavi, quello che mangiava. Sì, non voglio dire, avevi un mestiere, Sì. quanto lavoravi? Invece facevo l'argenteria. L'argenteria sì, ho fatto 15 anni argenteria. Finché eri dilettante, il tuo mestiere era argentiere, quindi tu ti allenavi dopo il lavoro. Sì. Dopo diventava... Argentiere con chi? Con che ditta era? San Donato. Andiamo in via Dotti. Ah, in via Dotti, in centro proprio della città. Eravate abbastanza operai? Sì, erano una quindicina. Ecco, il passaggio a professionista, come è avvenuto? Cioè, chi ti ha scelto? Com'è stato? Insomma, io sono digiuno dell'argomento. Sì, abbiamo anche tagati dei punti, cioè dei punti, dei match che sia sostanziosi, insomma, da dilettante per più. Quindi, e da quello li vede, perché dopo trovi un procuratore e ti domanda, posso passare la io lo guarda tutto e manda in federazione a Roma. Ma decideva la federazione? Sì. O decideva il proprietario? No, della squadra? la federazione. Sulla base dei match combattuti sì. E dei risultati che avevi avuto? Sì. Tutta la federazione. E da là mandava su via, oppure dava il benestare, sì, può passare il pastorista. E tu sei passato professionista con la squadra, come si chiamava il team? Il team era Pavan, Ieso, procuratore. Per 2 anni. E dopo passa un altro procuratore da Firenze, ho fatto una decina di match e dopo il pianito cominciava a muovere. Perché l'ambiente professionista era duro? Era duro perché un tempo dovevi allenarti a mattina, fare a sera. Non facevi più l'argentiere allora? No, facevo lo stesso. C'ho i paroni, le prime volte, dopo tirava il naso, te che domani una giornata, dopo te che domani un'altra. Che l'ora là non... Però mi voleva sempre bene perché mi piaceva fare sport per il parole. Mi voleva bene, ragazza. San Donato, come si chiamava? San Donato, Ubaldo. Però uno dice, professionista di pugile, dovrebbe vivere col pugilato. Una volta, adesso, ma non una volta, cioè dovevi fare incontri da campione italiano. Al massimo mi faceva un match e mi dava 500 franchi. 500 franchi? Era lire. 500 lire te la... Ma dai! Sì, madonna, i primi incontri. Da professionista? Sì. Non c'è mai sì, una volta. Un bel Pirosse forse probabilmente perché era stato alle Olimpiadi, forse... Sì, bel Pirosse ora professionista un po'. Là è ciapava, ora... Siamo allenati tante volte assieme come Pirosse. Sì, madonna, veniva da poter prima per allenarsi con me, perché mi era un tecnico, un tecnico che piaceva perché lui era più lento, la visita mia entravo sul colpo con questo, che veniva diverse volte a Treviso prima del match. Sì. Tu eri sempre un welter pesante? Sì, un welter pesante. Da novizio ero un welter, dilettante welter pesante. E professionista? Questo stesso, medio. Un medio. 70... massimo di chilogrammi, quindi dovevi... Era 70 e 570 medio. Era un problema per te stare nel peso? No. E la tua caratteristica era un pugile molto tecnico? Un tecnico veloce. Più che la potenza, la velocità. Sì.
So che è una domanda brutta, ma quante vittorie hai fatto, diciamo, da professionista? Da professionista 5-6 ne ho fatto, non di più. Mi trovavi così. E invece da dilettante com'era? Dilettante andava bene. Andava bene. Sì, vincevo spesso volte, se non passi professionista. Se non hai Un curriculum. sì, non passi. E complessivamente quanti anni hai durato la carriera? 12 anni. 12 anni, quindi dal 58, 68, 70 Sì. circa. Qui si arriva in boccia, qui si arriva in boccia, perché basta, eri sposato. È arrivato, sì, è il primo. Non so se mi ricordo, insomma, mia moglie ancora si ricorda. L'ho portata in ospedale a Treviso, ha colpato Massimo Sera. Massimo sì. Ho portato il mazzo di fiori alla sera che ha colpito il figlio e io ho preso il treno per Genova. Si ricorda sempre, si ricorda sempre. E poi com'è andato quell'incontro? Andava bene, ho fatto un pari a Genova. Sì. E non hai preso 500 lire, spero? Domina Franchi. Dai, non posso credere. No, sì, non prendevi tanto. Il massimo che ho preso 50, aspetta, 250 euro, 250.000 euro e 250.000 lire. Sì. Ma a Genova che palestra era? No, era sul cinema, sulla sala del cinema. C'era gente, spettatori? Sì, c'era sì. Sì. Anche qua a Treviso ho visto nelle Sì, poi erano appassionati a Treviso, c'era sempre gente. Dopo tu, giustamente, impegni familiari, hai dovuto vedere. Anche dopo l'età cresceva. Ecco, questo è il motivo per cui hai smesso. Dici, no, la vittoria è più bella, ecco, diciamo. Quella casa è stata, diceva, ti chiedevo che... Sì. Ricordo, stava a Pesaro. Mi davano spacciato perché era un bel pugile nero, mi davano spacciato, ma cosa vai a fare a Pesaro con quel pugile? Quindi c'è poche le botte e alla terza ripresa l'ho messo giù, knockout. Là stava la soddisfazione perché mi dava perdente. Quindi sì. C'erano anche scommesse per caso? No. Tu sappia, no. Per voi no. Nel nostro giro proprio. No, non c'era. E invece la sconfitta è quella che ti è pesato di più, diciamo. A Trieste, chi era? Il fratello di Benvenuti. Aveva anche un fratello che giocava. Sì. E la quarta ripresa mi ha messo giù.